Buongiorno. Allora, oggi vi farò vedere come si arriva lì sopra, esattamente lì. Siamo a Poetto, Marina Piccola avvertenza, non è una strada facile. Allora, la strada è un po' noiosa da fare, nonché in salita. Oggi c'è una tosse. Allora, siamo partiti da quel cancello lì. Vediamo che riconosce il posto. Sto già affannando io. C'è una tosse. Allora, per chi non l'avesse capito, questa è la strada per salire alla torre della Sella del Diavolo, il Poetto, dove ho fatto diversi video. Oggi ho avuto la mattinata libera, quindi siamo fatti una passeggiata. Questa è zona militare. Dovete percorrere praticamente, costare tutta la caserma. Adesso qui il paesaggio non dice niente, però più avanti fa rimanere a bocca aperta il posto. Rigiro la telecamera. Mamma mia, vedete? Eccoci qui. Ecco qua. Adesso vi faccio vedere il punto segreto, tra virgolette. Stiamo già in alto e ancora non siamo partiti per arrivare in cima a tutto. Sì, proprio così. Si deve passare proprio in mezzo a questo cancello. Eccoci qua. Adesso è tutto da passeggiare. Bisogna veramente stare molto attenti perché è scivoloso. Questa è la vecchia caserma e noi in pratica ci passiamo a fianco. Qui c'è un deposito di autobus antiche. Sto già affannando io. A parte che c'è una tosse. Vedete. Se dovete venire, mi raccomando, non saltate il recinto. A parte che non serve. E poi è zona militare, rischiate veramente che vi rinchiudano dentro un tunnel. Sì, sto già affannando. È un po', diciamo, tortuosa la strada. Anzi, ora è anche abbastanza dritta. È scorrevole. Però più avanti è un po' più dissestata. È semplice da arrivarci. Ci vuole un po' di voglia. Vedi, sempre la caserma. Tutta. E si cammina. Sperando che non vada via la connessione, perché a un certo punto prende malissimo fino a quando non arrivo su.
è già bassa, quindi se vedete che la trasmissione va in pausa è per quello. Tanto noi continuiamo a camminare, sempre la caserma sulla nostra destra, e si cammina. Con questa tosse. C'è anche una bella giornata oggi, zona militare. Speriamo di non cadere nel burrone, che qui c'è il burrone. Lasciate commenti, così possiamo anche chiacchierare. Vedi? Mamma mia che tosse. Vedete? Peccato perché dal vivo è tutta un'altra cosa. Il video non rende. Sì. Ecco qua. Adesso comincia, diciamo, la strada fastidiosa. Bisogna scendere qui, stare molto attenti a non scivolare, con calma. In pratica dobbiamo seguire solo il lato della caserma, non c'è bisogno appunto di scavalcare né di violare terreni dove non possiamo entrare. Hello. Ecco qua. Si vede tutto, qui è un po' più scivoloso, poi tra l'altro anche piovuto. Adesso dobbiamo risalire, siamo scesi cercando di non scivolare. Ecco qua, questa era la parte più odiosa. Qui c'è sempre la caserma, sembra la vedetta. Oh yeah. Sono già stanco. Era parecchio che non la facevo sta strada. Burro. Ecco. Ci sono anche le scalette. Chissà chi le ha fatte queste scalette. E continuiamo. Stiamo salendo, Qui era caduto un albero.
Ammazza. Oh yeah. Fiato. Più che altro è questa influenza. Già qui è uno spettacolo. Ci sono tane. Sta tosse. Quindi si continua. Scusate per questa tosse, ma ho avuto una brutta bronchite. Guardate, ma il bello arriva dopo. Stiamo arrivando. Mamma mia. Scusate. Sperando di non cadere. Stiamo per arrivare a destinazione. Sembra il gladiatore. Peccato perché nel video non rende lo spettacolo. C'è l'ospedale marino, si vede tutto. Oggi l'acqua è deve essere congelata perché ha fatto quel vento. Siamo arrivati. Guarda. Era da tanto che non venivo qui. Eccoci qua, l'ultimo sforzo. Arrivati. Hanno fatto anche quello di Natale, l'albero. Wow.
Beh, la passeggiata è questa, dura un quarto d'ora, dipende dalle vostre forze e niente, se avete la tosse anche di più. Grazie per la compagnia e ci vediamo per altri video. Sera del diavolo. Cagliari. Peccato per questa tosse, sicuramente inciderà nel video. Ci posso fare niente. Dai, un abbraccio da Spider-Man e ci aggiorniamo con nuovi video.